momento? No, ho fatto la doccia. Ah, hanno fatto la doccia, beh, noi ci preoccupavamo, chissà cosa stava succedendo, perché sa che i post partita del Padova riservano sempre un po' come... No, post partita felice. Ah, bene, vabbè, insomma, archiviamola qui. Mentre in campo, in 90 minuti, una grande reazione, insomma, perché alla fine conta il risultato, contano gli almanacchi, ma conta anche la reazione di una squadra. Sì, effettivamente non siamo stati fortunatissimi perché abbiamo fatto forse un bellissimo primo tempo, anche giocato molto bene con sovrapposizioni, con idee, due pali importanti e poi ci siamo trovati sotto e ovviamente sappiamo tutti che poteva essere un contraccolpo pesante, era proprio quello che speravo non succedesse. E invece i ragazzi pian pianino poi nel secondo tempo ci siamo rimessi, abbiamo cambiato qualcosa, ma volevano metterla in piedi e ci siamo riusciti con grande forza, con grande voglia. Sempre visto la tribuna, un momento critico magari della partita, l'ho visto bello carico, passare da di qua, di là dalla panchina, sempre di qua, di là, anche quelli sono segnali, li vediamo da sopra. Ma io l'ho sempre fatto, non è che è capitato adesso, quindi non è per me una novità, poi non me ne accorgo con quelle cose. Era la prima volta che ne era lasciato solo in panchina, insomma l'altra volta c'era il DS, stavolta. Sì, il direttore Sogliano è sempre stato in panchina, è uno che viene, quindi è chiaro che comunque la mancanza c'è, si sente, insomma, è l'ultimo. Bella risposta anche quella che si vuole vedere da chi entra anche nel secondo tempo. Sì, sì, abbiamo cambiato anche tatticamente, abbiamo tentato di fare con i trequartisti che avevamo per essere comunque un pochino più offensivi e siamo riusciti bene, perché comunque il gol di Bifulco è un gol splendido. Abbiamo avuto altre situazioni, qualche volta abbiamo accentrata, però considerata la difficoltà della gara e come si era messa siamo stati bravi secondo me. È sembrato un 4-2-4 a un certo punto, ma con equilibrio, perché Sì, Saber ha dato il motore più, ha liberato un po' Ronaldo che era attanagliato da quella marcatura. sì, dovevamo mettere qualcosa più vicino lì davanti e avendo queste caratteristiche qua ci sembrava la cosa più logica, però avevamo bisogno di gamba nel mezzo e quindi abbiamo fatto questa scelta. 3 vittorie in questo 2022, una in Coppa, 2 in campionato, avanti così. Dobbiamo andare avanti così perché vedete che non vuole nessuno. No? Ecco, Bifulco non è soltanto re di Coppa, ma anche di campionato. Sì, l'ho sempre detto, insomma. Io con gli esterni sono esterni bravi e cerco di prendere il meglio, a volte non fai delle scelte e penalizzi magari qualcuno che poteva entrare, però è così. L'importante è che quando sono chiamati in causa rispondano così. Io vi ho detto che la squadra non l'ho mai sentita così coesa, quindi sono fiducioso per il prossimo. Grazie a mister Pavanel, così... C'era una minima di incognita sulla reazione che potrebbe aver avuto la squadra dopo tutto quello che è successo. In più c'è stato anche il gol dell'avversario in un momento in cui la reazione c'è stata. Tanto. Questa è stata la prima risposta che Sono stati molto bravi, ragazzi molto bravi, perché effettivamente si è messa nel modo in cui speravo non si mettesse. E tu dopo due pali, e quindi anche il tiro loro palo e rimbalza sulla schiena, insomma quelle cose che non sono dei presagi belli durante, e considerata tutta la settimana che è stata, è normale, infatti dopo il gol preso abbiamo fatto qualche errore di misura, di disimpegno, mentre prima secondo me abbiamo fatto delle buone trame, abbiamo sviluppato con delle sovrapposizioni fatte bene, non abbiamo chiuso i cross, le azioni, però abbiamo fatto anche una certa lucidità. Dopo il gol in effetti abbiamo avuto, ma era anche abbastanza ovvio che se succedeva così, una cosa del genere avremmo avuto un contraccolpo. Dopo però la squadra si è organizzata con grande voglia, con grande spirito e ha voluto con tutte le maniere portare a casa una vittoria e rimanere agganciati alla scia del risultato. Sì. quando si tratta di fare avete è qualcosa che evidentemente è una passione che oggi poi quando fai i cambi molto spesso tu riesci a vincere le partite più rapide. Allora ti chiedo, deriva dal fatto che è una mossa calcolata, cioè tu cerchi di centellinare le porte in un certo modo, oppure secondo te è proprio una questione di testa della squadra deve andare
in sofferenza per poter reagire. Avete vinto partite. Sì, beh, perché si erano messi in quella maniera. È chiaro che noi abbiamo caratteristiche migliori con campo davanti, piuttosto che dentro spazi stretti. Mancando anche Ceravolo, che comunque in quelle situazioni lì ha quella tecnica che ci permette di entrare, diventa un po' più problematico. Però credo che la squadra, prima fino al gol subito, abbia sviluppato compatibilmente contro una squadra che comunque 5-3-2, compatto, ordinato, messo bene in campo, che pressava nei punti focali, quindi non era semplice. Sono partite che vanno masticate, ecco, se in quel senso lì sì, speri sempre di sbloccarla subito, però sai che può essere masticata, che può essere lunga la gara. E viste le situazioni che avevamo e non potendo rischiare Ceravolo, avevamo pensato che nell'eventualità avessimo dovuto recuperare, una delle soluzioni era quella che poi abbiamo fatto, insomma, di mettere Jelinic e Terrani, proprio perché Nicastro non avrebbe potuto tenere tutta la partita, e contro un difesa a 5, nel momento in cui hai bisogno di entrare e sei stanco, non hai il guizzo, diventa un po' più problematico. E con i trequartisti pensavamo appunto di avere la capacità di entrare in uno spazio stretto. Il gol di Alfredo è una grande prodezza sua, ma entra in spazi stretti, vince un rimpallo, poi però riesce con la qualità a trovare un angolo bellissimo. Quindi i ragazzi sono stati bravi in questo, stati bravi. Non era assolutamente semplice la cosa. Per esempio, tu ripeti spesso che nelle partite, insomma, che vuoi che la squadra giochi sempre assieme, perché quando giocare assieme è difficile da fermare. Oggi secondo me si è visto proprio questo. Faccio vedere che anche lo stesso Filippo ha giocato molto per i compagni, perché si vede sempre questo aspetto. Sì, dobbiamo farlo ancora di più, ma effettivamente è una cosa che vedo che stiamo cercando di migliorare, perché è quello che poi andiamo sul discorso che facevamo prima. Se dobbiamo fare la partita e trovi una squadra stretta, devi far girare la palla più velocemente e non tenerla, perché chiaramente faciliti i raddoppi, ti nervosisci, perdi palla, lasci spazio ai contropiedi, quindi fai tutto quello che non devi fare una squadra che gioca fuori casa, che viene a Padova, cerca quel tipo di partita lì, almeno la grande maggioranza. Poi ci sono squadre che magari la impostano diversamente e lasciano un po' più campo. È chiaro che noi con il campo poi, se riusciamo ad attaccarli bene gli spazi, siamo bravi. Ecco, senti, a parte Alfredo, che è stato determinato, ma ti puoi permettere il lusso di iniziare a pensare alla seconda? Perché quando entra lui... Beh, ma sai... libera Ronaldo in maniera normale, fa benissimo nell'azione del proprio perché gli ha dato il pallone. Io penso che una delle nostre cose che abbiamo visto nelle ultime partite sia stata proprio un po' di dinamicità in mezzo al campo. Germano lo fa bene quel lavoro lì, cioè dà la palla e attacca lo spazio, dà la palla e va in sovrapposizione, quindi apre la possibilità anche a Mino di avere meno raddoppi. Se noi teniamo la palla e rimaniamo statici nelle posizioni, creiamo un blocco, quindi creiamo una staticità del gioco. E poi Sabia aveva giocato tutte e due le gare, cioè io in mezzo al campo di giocatori cerco di ruotarli, possono giocare tutti, però io devo cercare anche di avere sempre una penetrazione con la mezzala, perché altrimenti il centravanti resta solo. Cioè, abbiamo bisogno che una mezzala si alzi. È vero che Simone è una mezzala che arriva, però abbiamo bisogno di una mezzala che porti via, che attacchi le spalle del campo che lascia Mino quando viene incontro. Questo. Quindi lo può fare benissimo anche Sabe, e quando lo fa va benissimo. Altrimenti lo fa Germano, Sabe può giocare anche a mezzala a sinistra. Abbiamo fatto un centrocampo a 2 che secondo me per caratteristiche ci può stare. È chiaro che poi dobbiamo essere ordinati, perché quando poi hai 4 davanti devi essere sempre sotto palla e arrivare dopo. Noi per caratteristiche invece spesso anticipiamo e lasciamo campo. Il tipo di partita però si prestava a rischiare anche qualcosa, quindi va bene così. Sì, dovremmo recuperare Santini, perché ovviamente
Monaco, e abbiamo Gasbarro che deve recuperare perché era solo influenza, anzi qualche linea, ma non cose che sappiamo. Ceravolo oggi era borderline, di sicuro per sabato c'è, io mi auguro che possa essere della partita, tipo una partita come questa, magari nell'ultimo quarto d'ora anche martedì, credo di sì. Oddio, mi sembra che erano tutte e due, mi pare che anche Kirwan, però sai, lì insomma abbiamo Gasbarro e abbiamo Germano, diciamo. Prima di martedì c'è una scadenza lunedì alle 19 alle 20, non mi pare che ora hai parlato con il direttore sportivo, eccetera. A suo tempo si parlava forse di un centrocampista, dalla piena difesa. Sì, sai quello. No, abbiamo parlato, abbiamo ricalcato un po' le idee che insomma c'erano perché sono abbastanza evidenti, e chiaramente però come abbiamo detto e come ha detto anche il direttore deve essere un giocatore importante, perché io ho giocatori bravi, non ha senso che noi andiamo a cambiare giocatori per giocatori quando li vedo così coesi, così squadra, non ha senso, quindi valuteremo questa cosa qua. Certo che se noi recuperiamo Cissé e Ceravolo, credo che abbiamo grandi problemi davanti, è da vedere chi poi magari potrebbe avere voglia di giocare di più, ma ad oggi non abbiamo avuto queste richieste, quindi noi andiamo avanti. Certo che se capita l'occasione il direttore è pronto a prenderla, questo avevamo parlato anche prima, insomma. Io sono contento perché volevo dedicare la vittoria di oggi il Padova compie gli anni, no? 112, e poi la dedichiamo a Gianni Di Marzio e a Dino Bellini. Quindi penso che oggi la vittoria per tantissimi motivi era importante, tantissimi. E fatta così, raggiunta così, da una grandissima spinta, una grandissima carica, perché andiamo a giocare 3 trasferte, una dietro l'altra, con squadre in una situazione di classifica che ricalca magari quello che abbiamo già vissuto. E quindi deve essere il segnale di maturità, perché se no altrimenti lasciamo campo al suo tiro. Quindi per noi, a prescindere, i punti servono, però sarebbe una spinta, un'iniezione grandissima prenderli così, prenderli fuori casa. Questo è il tutto.